E per capire perché l'abbiamo raccolta e perché abbiamo cominciato, e perché Stefano soprattutto si è dedicato a questo argomento, devo andare indietro circa un anno fa e alle motivazioni con le quali si era partiti per fare questa iniziativa, questo sondaggio. Dopo l'esperienza delle case di Barilla, delle case del regime che avevo fatto, mi ero accorto che c'era questo fondo che era particolarmente interessante, questo fondo archivistico molto poco utilizzato, ma soprattutto che una decina di anni fa, quando l'avevo stato io, era stato desecretato. Per cui per un periodo molto lungo queste informazioni non erano state disponibili per il storico discorso dei 75 anni di protezione, perché venivano considerate alcune di queste informazioni sensibili, e a leggere quello che sta scrivendo Stefano si capisce anche perché ci sono lettere che denigrano il Pallino, che dichiarano vizi, virtudi di tal altro, e quindi questo creava forse dei forti imbarazzi, e per questo motivo gran parte del materiale era stato accettato. Il motivo per cui abbiamo deciso di cominciare a fare queste schede per comune è nato un po' per caso, un po' quando la moglie di Stefano, Emanuela, mi ha detto: ma dagli qualcosa da fare adesso che è andato in pensione, sto qua, quindi si deprime sul divano. Ma che è vero questo, cioè nel senso è vero che tende a deprimersi, ma soprattutto tanto sul divano, che quindi andava bene dargli qualcosa da fare in modo che la pensione in qualche modo tornasse a casa per la comunità e soprattutto riuscisse a sviluppare quella passione che aveva per la storia, per cui si è laureato lavorando in tappa in tappa prima della pensione e quindi questa passione così in qualche modo diventasse oggetto per una ricerca. E l'iniziativa è nata un giorno che eravamo insieme e vi raccontavo queste cose e abbiamo cominciato a farlo, ma in modo molto ingenuo. Invece adesso è arrivata la stagione per non essere più ingenui rispetto a questo tipo di ricerca. Cioè, se all'inizio l'idea era quella, no, prendiamo e cominciamo a raccontare la storia di questi luoghi partendo da una prospettiva molto particolare, che è quella storica dei dati che arrivano da un istituto molto importante come la prefettura, che gestisce i rapporti con le amministrazioni comunali e soprattutto con carabinieri, con il Partito Nazionale Fascista, eccetera, eccetera. E quindi l'idea iniziale era, se vogliamo, abbastanza semplice, cioè descrivere vizi e virtù delle diverse località. E con Stefano quel giorno avevamo deciso, ma non possiamo farlo per tutto il Friuli, sarebbe una cosa un lavoro enorme. E allora abbiamo detto, cominciamo con i territori di montagna, soprattutto quei territori che per un certo periodo, nel 44-45, diventano terre libere. E quindi cominciamo a vedere e a percepire se ci sono dei cambiamenti in questo. E quindi abbiamo cominciato a farlo, se avete guardato il libro, i post messi sul nostro sito, abbiamo cominciato con comuni come Varcis, Erto, per Vallata. L'idea è questa, la vallata su cui siamo fermi, quella del Tramonti, perché ha lasciato a me il compito e io sono bloccato, cioè non sono bravo come Stefano, che è molto determinato in questo, e abbiamo cominciato Stefano a descrivere la storia politica di questi 20-25 anni di questi comuni, quindi soprattutto il periodo della presa del potere del fascismo e anche, visto che aveva preso i comuni di montagna, la crisi già nel 43-44. La lettura di queste schede porta invece a una riflessione successiva, che è come utilizzare questo enorme sistema di materiali per descrivere invece non più in termini diacronici il potere, ma con delle letture sincroniche e alternate su diversi argomenti. Cioè, ad esempio, quello che avevamo individuato con Stefano fin dall'inizio, cioè la crisi del potere politico prima del 45 in montagna,
è un argomento secondo me interessante che prendendo le diverse relazioni, le diverse comuni, quindi non più una lettura fatta per comune così, ma fatta per periodo trasversalmente, ci permetterebbe di capire come i gruppi partigiani e CNL in qualche modo hanno agito in montagna rispetto a una serie di questioni importanti, avendo una lettura direttamente dagli scambi che vengono fatti, quindi una lettura negativa dal potere che sta a Udine e quindi sta osservando il territorio che non riesce più a controllare. E da questo punto di vista ci sarebbe un po' di interesse. Ma la stessa lettura di tipo sincronico possiamo averla anche su altri argomenti che sono importanti. Ad esempio, il primo periodo del fascismo, il passaggio dalla struttura politica con consiglio comunale e sindaco a invece il sistema con il podestà e quindi riuscire a capire come funziona questo cambiamento nell'organizzazione del potere alla scala locale, che subisce, e Stefano ha avuto l'occasione più volte nelle sue schede di farlo osservare, subisce anche delle trasformazioni, cioè nel primo periodo fascista il rapporto era di un certo tipo, il controllo del potere, i rapporti anche tra le componenti, diverse componenti del PNF erano di un certo tipo, e poi invece man mano si arriva a una centralità sempre più forte, soprattutto dettata da un potere sempre più forte e prefettizio sempre più potente. E quindi una perdita un po' delle componenti del PNF, le due parti del PNF, e invece una centralità molto, molto più solida. Ecco, questa è un po' la storia di come è partita la ricerca, e come l'ho vista io partire, e come abbiamo cercato un po' di fare in modo che Stefano facesse questa. Però io coglierei l'occasione per sentire, per appellare anche lui su questo, cioè perché lavorare su questi fondi non è un'operazione così facile, nel senso che è facile la scrittura, è facile l'approccio rispetto ai documenti medievali, ovviamente la lingua permette di sapere un po' di più, però ho la sensazione che soprattutto anche nella premessa si è dovuto attrezzare con una serie di ausili e di informazioni storiografiche importanti per riuscire a capire quello che stava accadendo. E che dimostra il fatto che su questo periodo non è che si sia scritto tantissimo e ci siano moltissime ricerche. In realtà, prima ci sono documenti che credo che si occupano di queste cose, ha studiato libri di Fabro e della Preziosi e quel saggio di Leonarducci. Ma poi, confrontandosi con i materiali, ci sono delle buste, alcune che non sono state aperte perché erano segretate fino al 2015, qualcuna al 2013, e dentro i documenti sono sparsi, molti scritti a mano, alcuni in tedesco per gli ultimi 2 anni, e non sempre sono in ordine e non sempre hanno la stessa qualità, per cui ci sono dei documenti molto interessanti, altre sono carte da trattare, quindi all'incirca ogni busta dei paesi medi hanno, diciamo, intorno alle 200 carte da vagliare. Magnago ne aveva di più, per quello che ho visto. Poi c'è il problema di solito facevo le fotografie e poi piano piano a casa spulsavo, leggevo. Trovare un senso non è molto facile, per cui è chiaro che si cercano i riferimenti, quindi i podestà e il commissario. Io ho preparato un'introduzione che credo che per qualcuno sia senz'altro una ripetizione di quello che si sa, ma volevo dare le coordinate del problema.
i 10 comuni subordinati sul sito La Storia delle Storie TN, per cui si possono vedere lì i particolari. Dico, per uno che non è interessato, lo riconosco anche, possono risultare noiosi. Però siamo arrivati a 9.000 visualizzazioni dell'insieme dei 10 documenti, che non è poco. Si vede che ogni paese raccoglie, si passano la voce e vanno a vedere, perché magari c'è il figlio, il nipote, il zio. Quindi non so, per esempio Andrei ha 800 visualizzazioni, per dire, ma anche Cimurai. Ecco. Andiamo avanti, vedo l'arco temporale dell'indagine, quindi dal 1926 fino sarebbe la liberazione. La legge è del febbraio, che è fino a comuni di 5.000 persone, poi viene esteso in settembre a tutta l'Italia. L'intento è scagliare il fascismo nella sua articolazione periferica. Perché? Perché se per la prima guerra mondiale e per la resistenza si fanno i nomi, si fanno molti fatti, per quei 20 anni di, chiamiamolo regime, di collaborazione, è passata una sorta di memoria perdonante. Ecco, i documenti si trovano all'archivio di Stato di Udine, si chiama archivio della prefettura, Podestà. Ho integrato le informazioni con stampa del tempo, poi ho provato a verificare se chiaramente dell'opposizione non si parla. Per esempio, se è mandato al confine delle persone, nei rapporti tra prefetto e podestà non se ne parla. Per cui ho tentato di verificare se da altri fonti ci fosse il sentore di opposizione, perché il rapporto tra podestà e prefetto e tra prefetto e carabinieri e prefetto federale volge, si concentra sul trovare dei candidati alla figura podestale. Il Podestà è definito, secondo il ministro dell'Interno Federazione, il soffio innovatore. Mussolini ho trovato che dice che è contro il falso concetto dell'autonomismo locale, contro il vecchio ruzionismo, cioè l'idea di un uomo solo a comando riprodotta in XVI. L'idea che non si parli di queste persone nel ventennio per non denigrare persone che poi in paese hanno vissuto, per cui i figli hanno vissuto, e secondo me non voglio evocare risvolti di responsabilità, ma una memoria che mette in risalto queste persone, secondo me, di chi è stato complice a tenere in piedi il meccanismo del fascismo nella sua articolazione più locale, secondo me ha senso riportarla alla luce. Il Friuli si è caratterizzato sostanzialmente, se vedete l'ultima citazione di Story, non è riuscito a dare vita a una propria classe politica fascista. Cioè, se c'è stato lo sforzo di imporre una realtà definita Roma, in Friuli non è accaduto esattamente questo. Andiamo avanti. Ecco, perché non si è radicato? Le cause possono essere perché c'era un reticolo di solidarietà, perché erano nate le casse mutue, le casse rurali,
le latterie sociali, c'era una forma sia cattolica che socialista, leghe bianche, che aveva un suo, per cui una mancanza di quadri, perché le persone che erano attive nella precedente gestione del potere dal basso non sono trasmigrate esattamente nel fascismo, ma anche perché il fascismo si è concentrato in Friuli nel combattere quelle organizzazioni operaie e quelle organizzazioni contadine a costo di trascurare l'amministrazione, cioè era più importante denigrare, combattere, distruggere quelle organizzazioni locali che curare una buona amministrazione. Il Podestà sostituisce le amministrazioni precedenti. Come funziona? Il prefetto formalmente chiede un parere ai carabinieri e al federale. Il federale molte volte chiede al partito locale e in questa avanti e indietro si bruciano dei candidati. Il potere provinciale è gestito dal prefetto con il segretario federale provinciale del partito. Il prefetto è la massima autorità locale, ma anche il federale, quindi c'è una sorta di diarchia che qualche volta entra in conflitto. Questa è una tabella in cui ho messo a paragone sulla sinistra ci sono i prefetti, sulla destra i federali. Vedete che dove dura la carica più anni è quando è più vicino al volere del regime. Per cui, per esempio, si nota subito Temistocle Testa, che dura quasi 5 anni, oppure i federali sulla destra in epoca di guerra che durano di più. Si può vedere che con Temistocle Testa, Fumei, questi sono tutti i nomi. Adesso li vediamo un po', ma per esempio ci salta l'occhio che Testa cerca i suoi collaboratori. E mentre prima i cambi vengono ogni anno, in quel momento lì, che è il momento in cui funziona di più prima della guerra, la macchina organizzativa di controllo sociale, in quel momento lì Testa trova in Fumei il suo collaboratore, una sorta di gerarchia, perché in altri momenti che adesso vediamo, se andiamo avanti, all'inizio è da dire una cosa, che dove c'erano comuni amministrati da socialisti e o da popolari, quindi cattolici o a sinistra del tempo, il fascismo tenta di fare tabula rasa, mentre dove e succede in circa metà dei comuni friulani, dove invece non c'erano socialisti e popolari, che non erano mai assimili, cercano di riciclare i notabili locali, che si lasciano coinvolgere anche riluttanti, ma si lasciano abbastanza coinvolgere. Per vedere invece che alla fine, quando c'è l'occupazione tedesca, i podestà contano veramente poco e il prefetto anche viene messo sotto tutela di un fiduciario tedesco che è
del negro che mi sembra il cognome di Salisburgo, ma probabilmente di origine italiana. Il prefetto, l'ultimo, De Beden, come in altri casi, per questa collaborazione di controllo del territorio, di applicazione delle direttive, non è stato perseguito, o meglio, è stato messo sotto processo, è stato assolto o altri sono stati amnistiati. Le elezioni del 1920 sono state un momento di passaggio perché sui comuni friulani i popolari se ne aggiudicano 64, i socialisti 28, per cui c'era una presenza sostanziale di partenza contro cui il fascismo si è scontrato. E il nascente fascismo si scontra con questa realtà, per cui gli è facile riciclare amministratori di Sovrastani, come diciamo in friulano, che diventano sequenti, ma negli altri comuni che abbiamo visto sono quasi la metà, ha trovato resistenza. Il PNF, il partito fascista, si coordina con le prefetture e nel 26 qualche comune prima, qualche comune dopo, io ne ho elaborati 10, ma ne ho visti documenti una ventina, per cui la mia è un'analisi su una parte dei comuni friulani, tutti più o meno della fascia montana o dell'alta pianura friulana. Ma da questo si vede che il dualismo tra prefetti e federali esiste, soprattutto quando i prefetti vogliono essere più fascisti dei federali. Per avere un'idea, nelle prefetture fasciste, che nel 1935 sono 65, la metà è di nomina politica, cioè 34 in Italia, e a Udine Testa, ministro Testa, è la prima stato federale, l'ho messo tra i politici, nonostante fosse prefetto. Quindi se si può fare una sintesi, il fascismo friulano è instabile, soprattutto fino a Testa. Ci sono diverse fazioni, o meglio, quando viene scelto un podestà, si forma una fazione uguale e contraria che avrebbe voluto essere indicata come referente locale. Per cui c'è questa lotta che in quasi ogni comune succede. Poi il fascismo trova, quando vengono meno per sua scelta tutte le associazioni cattoliche socialiste, il fascismo riempie lo spazio, per cui in quel momento, aprendo una politica sociale, diventa più vicino alla gente. Nei primi tempi la nobiltà stava sul carro dei vincitori e poi c'è la lotta tra fascisti della prima ora, ma i primi podestà che vengono nominati sono molte volte esponenti che nei paesi hanno una certa rilevanza, cioè vengono ritenuti persone non dal punto di vista amministrativo capaci, ma persone di riferimento, quindi letterati, persone in evidenza, professionisti, che ai fascisti squadristi non vanno molto a genere. I requisiti. Qui a sinistra ci sono
tutti i requisiti. Per esempio, il titolo di studio è spesso nominato perché si vorrebbe che fossero almeno diplomati, ma si trova nelle relazioni dei carabinieri la maniera di dire sì, ma ha una discreta cultura amministrativa nonostante abbia la terza elementare, no? Sì, cerca di supplire, ma in guerra era sergente, no? Come se non sia in comune essere sergente per la stessa cosa. Mentre all'inizio i primi podestà hanno trovato che qualcuno, o meglio i delegati podestarini, cioè il vice, potevano anche non essere iscritti al fascismo, poi diventa la data più indietro, si va addirittura, ci sono dei podestati che dicono ma io ero iscritto prima, quella data lì, ma io l'avevo fatto la domanda nell'altro comune, per cui chiedete di là che io ero prima, cioè diventava importante. Poi diventa importante anche essere coniugati, perché come racconto si dimostra di un podestà molto in vista a Montereale, che era un giovane attivo con responsabilità, quindi il fatto della gratuità della carica, questo podestà di Montereale aveva un incarico provinciale retribuito, per cui riusciva a essere anche podestà senza paga, ma quando si scopre la sua omosessualità gli viene tolto lo stipendio impiegato nell'ente per l'autarchia a lui. Quindi diventa coniugato meglio se con prole proprio per il pericolo di omosessualità. E poi la razza ariana alla fine degli anni 30 diventa importante. Ecco, questo quello detto. I prefetti. Fino al 37 dice che i prefetti siano esponenti fascisti. Molti passano da federali a fascisti. Poi si vede che c'è un rigurgito di istituzionalità, anche perché molti prefetti sono iscritti, molti prefetti di carriera sono iscritti al fascismo, si preferisce scegliere di carriera. Andiamo avanti, non c'è niente. Niente. Finito? No? No? Ho finito. È l'ultimo. C'era tutta un tentativo di entrare come sempre quando ci si attiva alla presentazione, poi si resta ancora. Diciamo che poi c'era la parte che tentavo di entrare nei particolari, no? Perché sta qua era un'introduzione. Forse c'era un'altra parte. Va bene. Vuoi provare a vedere se ci... Intanto tu la cosa. Per esempio, le donne non si parlano. E mi sono chiesto perché ho cercato un po' di donne, si parla solo per mettere vigile le lettere anonime. Perché? Perché non essendoci più un organismo di dibattito comunale, non c'è più il consiglio comunale, allora il problema diventa con chi può stare, per cui mandano quelle lettere al prefetto direttamente. Molte volte sono anonime, qualche volta sono firmate. E le donne sono lì perché? Per dire male di un podestà, per dire male di un possibile candidato, perché condire il Montessori, perché è sposato ma la moglie abita dall'altra parte, per cui convive con la maestra, queste cose qua. Poi mi sono chiesto
l'opposizione, perché non viene nominata mai? Viene nominata solo, diciamo, da marzo 1944, quando le comunicazioni diventano difficili. Per cui quando il prefetto chiede, per esempio, ai carabinieri di dare un possibile candidato, non si dice, prima dicono non possiamo per forze ostili, non possiamo intervenire in loco a verificare l'informazione esistente. Poi verso l'estate cominciano a esserci cose più precise. Il territorio è controllato da bande comuniste, il territorio, e poi si arriva a dire partigiani. Solo verso la fine dell'estate, agosto 1944. Poi sugli netti, un'altra cosa interessante è i rapporti dei carabinieri, quando proprio una persona si vede che non fa il suo dovere, dice un inetto. Arrivo. Stiamo guardando quella sbagliata. Allora, c'è caricato quella sbagliata. Di interessante, trovo anche che verso con l'inizio della guerra fioccano certificati medici, cioè i podestà si ammalano. Ecco, torniamo indietro, ecco, perfetto. Quindi, no, molto bene, sì. Ecco, qui sì, questo è il primo visto, andiamo avanti. Il prefetto Mussolini in questa definizione Mussolini trovo che il prefetto che deve armonizzare l'attività del partito diventa fascista. È del 1937, per cui vi dicevo che a un certo punto non prendono più fascisti di far diventare prefetti, perché dice che il prefetto deve armonizzare l'attività del partito, per cui è a quel punto integrato. Ecco, il nostro qua, gli ultimi prefetti prima dei fascisti sono prefetti a fine carriera. Poi dal 22 al 45 ci sono 15 prefetti a Udine e provincia. Da Pisenti il primo a Riccardo Rebecca, di cui almeno 8 non sono di carriera, o non solo di carriera, ma sono stati prima podestà, o per esempio Iraci è stato vice podestà a Napoli, per dire. Più noto è Pisenti, oltre a naturalmente che visto che Testa, che non ha fatto il peggio della sua biografia in Friuli, ma certamente si è formato qua come amministratore e il peggio lo ha dato al Fiume. E poi è uscito incredibilmente con un luogo a procedere. Sì, oltre ad essere un fucilatore dei partigiani, è anche arricchito, quindi non era esattamente un idealista. Questo era ancora sulla vittoria del 1920, più avanti. Questo abbiamo visto. Questo anche ne parlavamo prima, perché era un'altra versione prima, facevano vedere titoli così. Ecco, qui quando la proprietà agraria abbraccia il fascismo, con Cattaneo che è pordenonese dei Puppi e di Udine, che viene vista male
questa situazione dai fascisti più intransigenti, i federali. Disenti è troppo morbido, e De Carli che lo segue è in linea con Disenti. Poi Farinacci, il segretario nazionale, manda uno squadrista a mettere in lega il Friuli. Interessante, questa destra, Quintino Ronchi, di cui non ho provato sotto, perché ancora oggi c'è una filogrammatica a San Daniele perché scriveva grandi fulani, quelli a commedia, insomma. È stato prima sindaco, quindi uno di quelli riciclati poi come fascismo, ma come fascismo, pur avendo una certa età, era un militare di carriera in pensione, parla di, per esempio, che di compostezza della razza riferendosi ai friulani, che le organizzazioni bianche o rosse sono da sommergere e che l'intransigenza dell'avversario deve essere assoluta e che il fascismo di Friuli deve avere, perché il Friuli è terra sacra di eroismo, un'ardente italianità per creare una barriera ai confini della patria e penetrare con i suoi gagliardetti nella massa grigia delle nuove genti. Cioè, questo personaggio è rimasto un anno federale, ma era un anziano molto, molto convinto. Poi passa un poeta futurista, scusate, poi nel 27 un avvocato pordenonese che viene subito censurato perché è favorevole alle bonifiche che i proprietari terrieri non vedono con gusto. Poi dopo gli agrari mandano un altro commissario militare, due militari di seguito, Galamini e Barenghi, finché arriva Mario Chiesa e Barnaba, con cui il Friuli nel 1932 si instaura una specie di pax fascista. Tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30 c'è un cambio molto veloce, poi con Barnaba, di fede intemerata, diventa il referente di Farinacci e viene dimesso da Testa perché è troppo fuori di linea. Poi Primo Fumei, che Moreno racconta molto perché è stato un esecutore, un ragioniere, un uomo di apparato che è andato molto d'accordo con Cristo per Testa e poi da federale viene promosso a prefetto e a Padova darà peggio di lui. Poi viene Rinaldi, che era il vice di Fumei, passa un altro turista, Antonio Poggi, come federale, commercialista, ma muore in aereo sul cielo. Non vorrei dire una stupidaggine, come se il cielo di Londra, mi pare. E poi viene Mario Gino e si torna a stabilizzare. Per cui c'è abbastanza un po' di movimento finché arriviamo ai federali di guerra, Mario Gino e Mario Tabai, entrambi militari, entrambi mutilati. Tabai è un personaggio perché è l'ultimo, sta con i tedeschi, è un esecutore dell'occupazione tedesca, se ne va al seguito dei tedeschi per la liberazione e poi ritorna in Italia in settembre pensando di nascondersi in un convento a Venezia. Viene riconosciuto, viene
processato, condannato e poi per l'amnistia liberato. Ecco, questa è la tabella che abbiamo già commentato. Il Bebeden era l'ultimo prefetto che era sotto la tutela dei funzionari del Montenegro, era un italiano di Zara, e l'ultimo lascia la prefettura ad Agostino Candolini, anche lui è processato alla sorte per sua collaborazione in una prostituta reato. Il Podestà, ecco, qui si entrava un po' in particolare. Sentite il carabiniere federale fascista, ecco i requisiti di cui dicevamo, che abbiamo visto nella cosa di prima. Qui c'è una citazione che ho trovato che è molto interessante, riassume un po' il senso del Podestà. Dice questo signore che il sistema dei 10 incrociati riduceva molti candidati perché per poter diventare primo cittadino bisognava puntare su una tale quantità di valori, iscrizione al partito, una rendita, il matrimonio, la cultura, i titoli, che la rosa dei candidati era molto ridotta. Cosa vuol dire? Che sono stati costretti a rivolgersi a persone mediocri, questa rete, questa Camiso, no? Questa selezione setaccio, con questo setaccio sì, era difficile trovare personaggi. Ecco, questo l'abbiamo visto. Ecco, sì, al punto che si privilegia una podestà di scarsa cultura, ma di buon senso e soprattutto che fossero gradite alla popolazione. Se al prefetto arrivano critiche riguardanti il podestà, soprattutto il carattere personale, si dice che è un abbinazzato, che facile all'ira, che tratta male le persone che si rivolgono a lui. Di solito il prefetto, tramite i carabinieri che smussano le accuse, lascia stare il nome della continuità, pur di non mettere in discussione un podestà e trovare un altro che diventa sempre più difficile man mano che si va avanti, lasciano stare. Però il quadro è che emerge il regime fascista per nulla monolitico, dove le vendette personali, il paese, le varie fazioni convivono, rancori di lunga data che si riferiscono addirittura a faide familiari ottocentesche. Interessante che più avanti, data la scarsità dei candidati, c'è difficoltà ad assumere la carica in modo gratuito. Il prefetto può concedere una diaria se uno è fuori, ma cerca di evitarlo. Chiaramente è una maniera per offrire il posto a un'elite di professionisti, perché succede che in certi posti un contadino, viene anche dileggiato, spalla alle camere, il podestà spalla alle camere, come succede a Cimolaris. Ma da altre parti scelgono anche dei personaggi non esattamente presentabili, come il movimento Un Terzo Giordano, che è quello delle autocorriere, se vi ricordate, no? Che va avanti e indietro tra Barcis e Claudio e passa le osterie e devono racattarlo perché si addormenta, cioè, fa di quelle figure che
Ecco. Quindi a un certo punto mancano le persone. Se il prefetto vuole fidarsi di una persona, ricorre di solito a degli eufemismi, tipo la residenza non è residente o non accetta, si trova una scusa, non accetta la retribuzione, la mancanza di retribuzione. E dicevo che fioccano certificati medici di cose anche di nervi, di stomaco, di cose non mal di schiena, ricoverati in piccoli ospedaletti, non so, da Viano, per cui mesi e mesi per il mal di stomaco, perché ha fatto la radiografia e si deve qualcosa, quindi deve stare a riposo. No? Perché? Perché probabilmente quando si intravede che la situazione non va tanto bene, vogliono lasciare il posto, ma il prefetto non accetta. Ecco, i tipici podestà sono più o meno qua. Ci sono i podestà che pongono delle condizioni. Se il prefetto me lo chiede, allora io per obbedienza al fascismo, per deferenza, ma però devo assicurarmi di proteggermi, di lasciarmi fare i miei affari. Perché molti sono commercianti, perché hanno un giro di buoni, che vogliono che si spendano e per cui in paese altri dicono ecco, il podestà si avvantaggiano. Ecco, siamo verso la fine, un esempio di Giuseppe Malattia, che era uno dei socialisti che si è lasciato travolgere verso il civilismo, sindaco, poi è stato fatto dimettere perché il nuovo ciclo doveva cambiare, però poi è stato recuperato al punto che da letterato e non pratico di cose amministrative, però era rappresentativo, per cui diventa potestà a Narcis Andres e anche a Montereale, ma fino alla fine, anche quando minacciato dai partigiani si trasferisce a Venezia, dove apre una libreria che non ha successo, e giugno 44 dice il comandante partigiano mi ha minacciato. Per cui ho pensato, se parla di comandante partigiano, secondo me sa anche chi è, lo conosce per nome, sa benissimo. E se dice che verrei fucilato, probabilmente è una minaccia che tu si sposta a Venezia, ma il prefetto gli dice no, per cui non è esattamente la persona di cui si parla adesso come semplicemente un poeta illetterato. È stato organico al fascismo per tutto il ventennio. Interessante che in una relazione sintetica della Carnia si trova una serie di giudizi negativi del 34, quindi ancora rivolto all'Asterisco Testa, ma in un momento che il fascismo è ancora ben in sella e c'è una serie di tropei legati un po' a tutti i paesi dove incapace, autoritario irascibile, indolente, dicono che esistono ma in realtà non fanno niente, millennicidi, quindi per esempio questo nuovo Friuli del Frari viene identificato come inetto ma onesto, che è meglio che un successore disonesto scaltro. Si dice che è di un'assoluta incapacità amministrativa, però essendo onesto quasi quasi è meglio prevenirlo. Il prefetto si vede come l'ultimo prefetto
Bene, si rivolge in senso deferente nelle sue lettere che manda perché formalmente è il prefetto che nomina il Podestà, ma chiede l'autorizzazione al Imperator, scrive in tedesco, l'altro gli risponde in tedesco, dove c'è la traduzione in foglietto a mano sotto un esarco dietro. E, per esempio di malattia, Medvedev dice che già da marzo 1944 si è disimpegnato e si è trasferito a Venezia. Quindi il prefetto ammette che il territorio è controllato dai partigiani. Prima non ho provato. Per esempio a Clausetto si dice che il Podestà si disinteressa ciò che avviene in febbraio 1944, dove per iniziativa dei banditi comunisti lui finge di ignorare la situazione. In ottobre si dice che il comune di Clausetto è invaso da bande armate. Proprio alla fine. Per esempio ad Alba, no? Qui siamo in agosto, non riescono a comunicare con il Podestà, per cui riescono via un giro via Sacile, per il trenino, con una stazione, per l'altra che le poste non funzionano più, le telegrafi non funzionano più. Alla fine un messaggero in bicicletta va a portare una lettera ad Alba, perché il colonnello della milizia dice i partigiani controllano le strade e interrompono il cavo. Uno dei personaggi che è presente da capitano, poi maggiore, poi tenente colonnello, poi colonnello è Luigi Caroelli, napoletano, che è quello che parlava della carnia. Dice che bisogna fare i nomi di chi non è allineato, senza paura, non aver paura di rancori, di amicizie, eccetera, eccetera. Dice nel 1934 che l'opera nazionale Balilla e l'opera della maternità e dopo lavoro svolgono attività insignificanti. I fasci giovanili languono, l'opera assistenziale funziona, cioè è più fascista del fascista. Lui sarà prima a Fiume, braccio operativo del regista della pesca, poi nel cambio, dopo l'agosto 1944, da carabiniere diventa Guardia Nazionale Repubblicana a Padova e sarà l'esecutore materiale delle nefandezze di Fumei, che è il prefetto a Padova. Ecco, come vedete, Stefano ha cercato di darci un quadro di quello che era il potere su questi territori analizzati. Perché come dicevo prima è il potere sui territori alpini, perché abbiamo analizzato tutto quello. Diverso è quando si comincia ad affrontare il stesso fondo per quanto riguarda le città come Pordenone, come Udine e poi soprattutto i centri medio anche agricoli, Pasiano, Aiello o questi territori. Però quello che è interessante qui è questo tema del potere. Un potere che è difficile da esercitare attraverso la popolazione, una popolazione non particolarmente preparata ad avere contatti con le centralità politiche in quelli di montagna, parlo, che molto spesso sente il disagio, la distanza, il sindaco, il tentativo di diventare podestà di Barcis, quello che capitava all'ONUS, che dice, ma io ogni volta devo fare 4 chilometri per andare a venire, e quindi anche il tema della mobilità su un territorio che non è ancora permesso da strade e da cose di tutto genere.
Però ecco, il tema del potere nelle arti mi sembra una questione da affrontare con te. Una relazione abbastanza chiara quando venivano le singole parti, le singole pagine del fascismo, un altro ragionamento che non dobbiamo in questo momento. Ricordate Benito Mussolini quando, ormai sono dal 26, se non sbaglio la data, aggredisce il falso concetto dell'autonomismo. Se noi riguardiamo il discorso che vediamo come il centralismo, in maniera peraltro non tanto efficace quanto avrebbe voluto, cerca di operare mediante una serie di connessioni e di nodi che discendono dall'alto e dovrebbero impedire qualsiasi movimento a chi sta invece all'alto. Prendiamo il caso del potestà, che dovrebbe essere strumento consapevole della volontà del partito fascista. A questo punto noi dobbiamo un ragionamento diverso, un ragionamento che riguarda il momento assoluto attuale che viviamo e la necessità che esso ci pone di una resistenza. Questo rispetto non può essere, cito la Costituzione, che l'iniziativa popolare. L'iniziativa popolare vuol dire rendere coscienti i cittadini della loro condizione di esistenza all'interno di un sistema che è un sistema politico, certamente ecologico, che è un sistema di un momento storico del quale sono protagonisti, in cui il protagonismo non deve essere lasciato a nessun altro. A questo punto il problema si diventa nuovo e drammatico. Abbiamo visto quello che viene chiamato mutamento ecologico. Ora, all'interno di questo mutamento ecologico noi abbiamo una sola possibilità: organizzare la nostra resistenza in maniera semplice, in maniera organizzata, in maniera consapevole. Quello che deve essere sviluppato è la coscienza della base, perché la coscienza della base è quella che mette in discussione gli apparati gerarchici e il centralismo dal quale abbiamo dipesi fino al giorno d'oggi e dal quale oggi viviamo la contraddizione senza soluzione. Cosa vuol dire mancante iniziativa popolare? Vuol dire che ogni cittadino viene informato e diventa parte di un gruppo, di una comunità, di una parte, discute piano che discute il piano statistico, che discute la scelta, le scelte fondamentali dell'uso del territorio e che all'interno dell'uso del territorio privilegia le soluzioni circolari, quelle possibili. Se accettiamo il gioco del catasto non tanto vale, come su Titanic, ascoltiamo la musica dell'orchestra non essendo iniziata sul conto. Se noi riprendiamo questa iniziativa popolare e la sviluppiamo, facciamo delle grandi scoperte. Le iniziative di questo genere sono già pronte e avviate. Sono pronte e avviate nel caso della provincia di Udine, nel caso parallelo, ma tra i due non si comunica, passando al peggio di quel che dicevano i prefetti, no? E non comunica anche nella provincia di Pordenone. Ci sono dei gruppi di persone che cominciano a pensare se è proprio necessario che una città sia un masso di automobili e un ammasso di magazzini dentro supermercati.
se la distribuzione del mais nella nostra regione sia la soluzione reale al problema possibile della siccità o dei modi nuovi nei quali il cambiamento climatico si manifesterà e nei quali non abbiamo nessuna notizia. Una crisi di consenso, quella sì abbiamo. Questa deve avere una base popolare, una base di consenso che trova una posizione nel contrasto politico attuale che verte su temi del tutto secondari, mentre quelli fondamentali, essenziali, quotidiani, restano aperti. Come resta aperto, per esempio, il problema delle retribuzioni e della distribuzione della ricchezza. Come rimane sospeso la scelta dell'apparato industriale e dell'apparato agricolo e del valore che si può e si deve attribuire al sistema terziario. Quando uno comincia a pensare in termini di iniziativa popolare che è una Costituzione, cominciamo a pensare a un forma nuova di resistenza a un sistema politico che opera attualmente a vertici, a piccoli centri, a piccoli nodi, a piccoli anelli, di cui difendono i diritti e la proprietà. Solo questa iniziativa popolare, e l'iniziativa popolare è quella che stiamo svolgendo in questo momento. Stiamo affrontando il problema del fascismo nelle sue ramificazioni più profonde, non nei grandi contesti ideologici, ma nel modo nel quale si radicava, anzi non si radicava, che questa è la confusione, nei singoli paesi. E perciò poteva essere in qualsiasi momento rovesciato o reintegrato da altri movimenti. Io su questo punto mi incontro ovviamente con Bacichè e con tutte le forze che sentono il movimento della resistenza come una volontà popolare che cerca di raggiungere delle conoscenze che indicano un progresso che non è il progresso, ma è l'avanzamento delle condizioni sociali di vita dei singoli indipendentemente dal mutare dei tempi e soprattutto dal particolare momento storico che può essere stato questo, nel quale ci troviamo sotto questo aspetto. La volontà di vivere come esseri viventi nel proprio territorio, assieme a tutti gli altri esseri viventi, e a controllarne, a svilupparne la crescita, è in questo momento il valore della resistenza all'attacco alla struttura gerarchica che invece opera il nostro quotidiano in modi che ognuno può leggere sul giornale. Grazie. Volevo fare un altro punto, poi vi do la possibilità di intervenire su quello che ha detto Stefano, quello che c'è stato Stefano. Come dice, avete presente che ancora non c'è più progress, anche questa discussione ci può servire per capire come indirizzarci dal punto di vista della ricerca. Quello che io noto, perché come vi dicevo ho letto anche con questi fascicoli per la comunità di pianura, è una grande differenza tra la pianura montana che è data proprio in termini di potere, cioè nelle nostre montagne, le montagne pordenonesi, forse a differenza di quelle carni, che penso soprattutto alla Valpesarina, la zona di Obaro, eccetera, eccetera, non c'è in realtà una contrapposizione politica tra sinistra e destra in quel periodo lì. C'è la contrapposizione che c'era all'interno della Sicilia tra gruppi di potere. Le vicine di montagne nostre erano organizzate non su base ideologica, ma su comunanze di famiglie, di rapporti familiari dettati da matrimoni incrociati, da utilizzo di risorse private abbastanza simili, e questo secondo me si riflette molto in quello che tu hai scritto per alcuni di questi comuni, soprattutto quelli della Marcellina, ma anche la cosa che dovrei scrivere io sulla Val Tramontina è di questo tipo. Per cui questa persistenza del periodo lungo degli antichi sistemi di far politica per clan, per fazioni, per faide che continuano dal periodo post-medievale, che arrivano
forse anche questo è stato uno dei meccanismi per cui è stato difficile entrare all'interno di queste montagne da parte del potere fascista. E un'altra questione interessante è invece proprio il fatto che i sindaci di montagna, a differenza di quelli della pianura, in realtà gestiscono patrimonio, esattamente come gestivano nel 600 e nel 700. Per cui come nel 600 e nel 700 in Merida le famiglie principali che esprimono, ad esempio in Val Tramontina, il Consiglio dei 12, 12 famiglie che escludono tutte le altre e che continuano per decine e decine di anni a gestire loro il bene collettivo, le proprietà collettive, allo stesso tempo mi trovo nelle cose che tu hai scritto per quanto riguarda Barcis, per quanto riguarda Cloud, soprattutto Cloud e anche Erto, che questi gruppi di famiglie, questi consorzi di famiglie controllano in questo modo anche la proprietà collettiva, cosa che in pianura non c'è più, è già scomparsa, è scomparsa alla metà dell'Ottocento, le grandi vendite degli ultimi rimasti delle proprietà collettive qui dell'Alta Pianura sono di quel periodo. E quindi credo che anche questo sia un tema di ricerca importante per il futuro, perché c'è una persistenza di una tradizione molto antica. Anni fa, tu senz'altro lo conosci, con Piero Piussi, abbiamo fatto un libro sull'ultimo taglio boschivo nel Canale Grande del Medesimo. E si è scoperta una cosa interessante, che nel momento in cui questo taglio inizia nel 1935, cioè quindi nel periodo duro del fascismo, quello di testa, di sinistra per testa, e con l'idea di costruire questa grande infrastruttura, 70 km di fune, di sistemi di teleferiche per portare fuori la legna, e nel frattempo arriva la guerra. Durante la guerra si continua a tagliare e durante il periodo di carne libera si continua a tagliare. Cioè, anche con il periodo dei partigiani, lo sfruttamento di queste grandi strutture collettive è possibile. Io credo che soprattutto rispetto non a ricercatori di una certa età come noi, soprattutto giovani ricercatori come Conte, dovrebbero affrontare anche questo tema. Cioè questi archivi qua, se presi in termini sincronici, cioè ci permette di leggere, abbiamo un'impostazione di come funzionano le consorterie locali e i gruppi di potere locale, però potrebbero affrontare il tema di come questi gestiscono la proprietà collettiva in montagna, cosa appunto che in pianura non accade. Ecco, io credo che alcune di queste ricerche possano essere ponte enorme per ricerche su temi di questo tipo successivamente, anche per valorizzare un archivio che è sempre stato considerato un archivio minore, perché anche dove non era segretato, veniva usato pochissimo questo archivio, invece ci permette, almeno in montagna, di costruire questi quadri del potere. Io lascerei la parola a voi se avete dei chiarimenti. Ovviamente il giovane ricercatore. Due domande. Scusate, però non sembrano la prima riguarda il podestà, l'occupazione nazista, The Beden, mi pare, come si chiama. Perfetto, ecco, perfetto. Si hanno notizie biografiche su questo personaggio, lei ha detto italiano di Dalmazia, quindi venuto da Zara, e sicuramente con un pedigree politico molto radicato nel nazionalismo. E la seconda questione, volevo ricollegarmi anche alla questione degli archivi di montagna e tutto, se esistono in questo caso delle comparazioni all'interno del fascismo di confine, quindi con la questione dei podestà dei prefetti istriani, fiumani, ma anche quello di Zara Dalmato, oppure anche delle isole controllate dall'Italia durante il periodo interbellico, o se ci sono anche comparazioni, sempre che riguardano in questo caso non solo all'interno del fascismo di confine, ma tra il fascismo di confine e il fascismo generalmente nazionale, con quello veneto, per cui limitrofo veneto. Grazie. Ho cercato tanto e non riuscivo a trovare notizie. Solo è presente dalla fine degli anni 20 come funzionario in prefettura, addirittura viene usato in un periodo ad Arba, mi pare, come commissario prefettizio. Non ho parlato di commissari,
vengono molto usati i commissari protettizi nei momenti di crisi, quando non trovano, di solito sono o militari che sono rimasti qua dopo la guerra, si sono accasati, ma sono pensionati e vengono impiegati. E uno è Tommaso Cordopatri, che l'ho trovato in 4 o 5 posti, con rimborso però, che si muoveva. E un'altra categoria sono i funzionari in prefettura. Beden era presente già negli anni 20, quindi non è arrivato alla fine. Ho trovato quelle scanne notizie, quindi date di nascita e provenienza, sul processo, su quel saggio che racconta il processo di Udine del 46, era il russo. La questione del fascismo nel confine, lo vuoi? Puoi dire qualcosa? No, il tema del fascismo di confine classico. Trova espressione, trova una precisa definizione in più occasioni. Io se volevo cito anche l'autore del quale la pagina, che siamo molti, si a bordo del al pagina 102, al pagina 12 insiste su questo tono. Ma guardate che il fascismo di confine riguarda tutta la nostra vita. Non c'è nessuna parte che viene esclusa. E adesso si aggiunge quella parte che poi sarà il cuore della geopolitica o della presunta geopolitica. Come ho detto, il fascismo sicuramente è stato uno strumento di terrore, sicuramente ha fatto funzionare i suoi sicari, ma come organizzazione nasce dell'intelligenza e della precisione. Per esempio, l'organizzazione di una rivista che avrebbe dovuto spiegare la funzione del fascismo nel nuovo sistema mondiale, così come era raccontata a Trieste, che comprendeva ovviamente tutta l'Istria. È impressionante. È impressionante vedere come questi podestà fascisti, ci sono molto di affari propri, organizzassero delle comunità che a depressione di quelle nuove che erano anche attraverso l'immigrazione. Nella repressione si erano efficaci fascisti, nel senso mussoliniani e organizzati secondo i principi di Gentile, no, certo, no, andato con il nostro esercito, non erano di più. Sempre che avevano il potere sull'estrema destra, riuscivano a reprimere quel poco di democrazia e di iniziativa popolare che si era sviluppato, che aveva trovato uno sviluppo importante nella nostra regione nel caso del movimento cattolico. Questa è un po' discussione. E questa opposizione, la forza del fascismo è una forza violenza militare, gli squadristi, i quali riescono a tenere l'ordinamento ottocentesco rieleggendo il nobile, il conte, si tratta di quei nobili che erano dei buoni nulla. Erano di buona nulla, nel senso però garantivano questo stato nobiliare come garante della nuova borghesia e della forma della borghesia che Mussolini avrebbe voluto introdurre nel nostro paese, ma che di fatto non è. Prendiamo Topis cosa. Il potere di Benedetto a pace montare, ma ricordo che non prendeva neanche a considerare. Pensava che non esistesse, non c'era proprio volere. Non è andato alla stessa vita. Tanto per dire che cos'è l'organizzazione del territorio. Lo stesso capita nel caso di Urense, della provincia di Urense.
la grande provincia di Udine, che aveva compreso una parte di Udine, devono trovare un diritto, è un'idea senza prezzo. Quindi, quando parliamo della sua organizzazione, del suo centralismo, del suo collegio, non abbiamo una discussione, funzionava in quella maniera. Però Gabriele attribuirgli grande capacità organizzativa e capacità di penetrare nel profondo del paese, questo no. Infatti quando il paese è costretto alla guerra, capisce la condizione dalla quale può riscattarsi. Nel caso la teoria russa nel fronte di teoria fortuna. Io per questo dico che la nuova resistenza deve avere la forma della vecchia, una iniziativa popolare che si rende conto dei problemi che ci circondano e che nessuno o che affronta in forma del tutto verbale o del tutto marginale. Il problema, per esempio, del cosiddetto cambiamento climatico è un problema che si può affrontare seriamente. Prendiamo il caso dell'Emilia Romagna, che è una regione più avanzata d'Italia. Vedo i soldi, avere dei progetti, non hanno messo in campo. Noi dobbiamo fare il campo qui, a casa nostra vicino. Dobbiamo collegarci con tutti quelli che alimentano il campo. Io ho sentito la Bacichè che sta facendo un lavoro esattamente quello che sto facendo io, poi lo fa da un'altra parte. Non lo sappiamo, non lo comunichiamo. Però quella è la via. La gente comune si impadronisce degli strumenti, delle condizioni della sua vita e si impadronisce delle condizioni della sua vita che è lo spazio in cui vive e le scelte che vengono operate sulla comunità. E il fatto che la gente non vada a votare deve essere la cosa più spaventosa, quella più opprimente, perché la meno resistente. Io sono per l'iniziativa popolare perché opero all'interno di questa struttura. Il fatto che Bacichè mi ha detto che sto facendo lo stesso lavoro, da una parte mi ha fatto molto piacere, dall'altra parte non lo sapevo. Però il fatto che non ci sia una comunicazione, che non ci sia un'azione comune, no? E che, per esempio, abbiamo fatto un altro problema che noi in Italia abbiamo accordo beni comuni, che noi abbiamo affrontato per tempi in Giorgio Ferino, era lui che li ha affrontati, ed è il disastro della montagna, dell'abbandono, delle valli dell'Artisone. Nel lavoro delle valli dell'Artisone abbiamo fatto una scoperta che se poi fatto un racconto abbastanza dettagliato, vi danno tutti ragione. Quando avanzi l'idea di una operazione comune, la divisione si opera immediatamente. E allora l'unica iniziativa è un'iniziativa popolare. Bisogna che il fornaio, che c'è ancora, il fornaio o il droghiere sappia perché c'è lì la sua drogheria e che chi lavora è perché lavora con quello. L'alino deve sapere, deve scappare dalla montagna perché è il momento di riconquistarla e di riprenderla. Perché l'apparato boschivo, noi abbiamo avuto il caso Baia. Dopo il caso Baia, l'unica foresta identificata. Avete visto che razza di Jacques. Ora, l'università se si abbatte invece sulle valli dell'Artisone, sul canale del Ferro, disintegra tutto, disintegra tutto completamente, perché lì non c'è nessuna iniziativa positiva avviata in modo da controllare e ridurre gli effetti devastanti di un cambiamento climatico. Ma qui non si può fare, non sta. E questo non viene fatto né dal sindaco, né dal prefetto, né dal deputato, deve venire dalla base. Qui noi dobbiamo lavorare con la base. Dobbiamo costruire la resistenza, nasce da uno che è stato in Russia, ha fatto la campagna di Russia con la cara, non si basta.
e si rende conto di che cosa è successo. Allora recupera le forze che sono state represse e le mette in movimento. Questa è l'unica cosa, per quello ha senso studiare. Questo centralismo molto meno efficace ed efficiente del dato federale, quello è giusto, una roba potente. No? Quello che emerge leggendo questi documenti, sì. Provo a darti anch'io una risposta. Solo in alcune zone secondo me ci sono i fenomeni simili, almeno per quello che ho consultato io nella provincia di Udine. E queste zone sono quelle del Circummianese, quindi tutta la zona che diventa italiana dopo il 18. Lì il fascismo lì si trova nelle stesse problemi che ha nella zona slovena. Cioè, non si può fare conto anzi si trova in un ambiente con atteggiamenti nazionalisti contrari, non trova fiducia, persone di fiducia in quelle zone, quindi come in Slovenia sono quasi tutti i commissari che vengono da fuori, vengono da fuori, su alcune zone di confine della provincia di Udine succede la stessa cosa. Ad esempio, nella Valle della Zona è così. È interessantissimo questo archivio per il problema di come controllare gli sloveni, di come regolarsi con gli sloveni. Che sono sempre stati contatti da parte del Friuli, insomma, sono sempre stati contatti dal Friuli, con Venezia dopo, e invece vengono massacrati e eliminano i quadri di potere. Mentre qui i quadri di potere circolano all'interno delle compagini delle comunità, lì invece vengono tutti quanti da fuori. La stessa cosa è interessantissimo, ho controllato quello di Malborghetto e quello di Tarvisio, è interessantissimo anche lì, perché ci sono tutta una serie di azioni anche tedesche fatte dal prefetto di Udine. Ovviamente questo problema non lo aveva da altre parti, aveva un problema politico ed emerge soprattutto in quei territori in cui la sinistra è molto forte, ha un contenuto ideologico molto forte, quindi dove si supera la questione delle componenti partigiane, no, nel senso partigiani prima, dei partigiani, delle varie parti che si contrapponevano. Quindi è un archivio molto interessante. La cosa interessante secondo me è quando tu incroci questo archivio che ha un vantaggio rispetto alla stampa, perché praticamente quasi contemporaneamente alla desecretazione di questo archivio è venuta avanti anche tutta la stampa del giornale di Udine e prima del Friuli, che sono stati messi in rete. Quindi tu adesso hai la possibilità di avere tutta questa massa enorme di informazione, ma mentre quella è un'informazione di parte, fa parte della propaganda, interessantissima la legge della funzione della propaganda, qui invece hai le notizie dall'interno e quindi ti escono delle informazioni di critica interna fortissima. Ad esempio, una cosa interessante, se analizzi contemporaneamente a questo l'archivio comunale, io per la mia ricerca consultavo quello prefettizio e poi quello comunale, trovi tutte le rivalse che i podestà hanno nei confronti del potere centrale e che, come si può dire, le critiche che loro fanno emanano lettere cattivissime, che poi non mi ritrovo di là, ma me le trovo spedite in quella del comune. E poi l'altro elemento che però non possiamo avere se non in forma indiretta all'interno degli archivi comunali è quello dell'archivio del PNF locale. Cioè tutti gli archivi del PNF locale sono completamente scomparsi, compreso ovviamente il PNF a livello di archivi, sono stati tutti quanti eliminati. Però in realtà persistono all'interno degli archivi comunali, con una serie di lettere, a volte cattivissime, tra segretario politico del PNF e Podestà. E anche quello. E sono anche quelli molto interessanti e per niente utilizzati, non sono stati presi in mano e studiati con grande attenzione. Quindi si aprono dei campi di ricerca molto importanti, cambiando soltanto le forme dell'informazione, quindi le fonti, da dove prendi le fonti, e cercando di abbandonare molta della ricerca che è stata fatta in passato su questi anni, che ha usato abbastanza poco gli archivi, comunque
solo alcune cose dal punto di vista archivistico, però il tema degli archivi secondo me è centrale per far vedere questa diversità udinese e le similitudini in alcune frange dell'Udinese. Altre domande? C'è qualcun altro? Ci sono altre persone che vogliono chiedere qualcosa? Giornalisti, questa cosa della stampa. Il lavoro che ha fatto Stefano mi pare assolutamente pregevole e molto stimolante. E sono anche convinto che poi la stessa interpretazione di fondo che stava dando Moreno prima, cioè questa sovrapposizione di tensioni sociali, almeno nell'area montana, possa essere una chiave di lettura con un'avvertenza. Qui si sono studiati meno del 10% di quelli rurali, quindi è chiaro che questo lavoro è un lavoro iniziale che dà grandi speranze, un sacco di indicazioni, però bisogna lavorarci evidentemente. La nuova energie anche tutto possibile. Ne vengono fuori, secondo me, oltre alle cose che ho detto prima, 2 o 3 cosette. Primo, da un punto di vista dell'interpretazione macro, è evidente dalla struttura stessa degli archivi, cioè il fatto che la corrispondenza sia triangolata, prefettura, organi di polizia, cioè carabinieri, in questo caso sono i paesi piccoli, e uffici del partito a livello federale, ma sostanzialmente gli uffici del partito a livello federale possiamo prima dire che al massimo sono consultati. Si vede effettivamente come una strutturazione del fascismo che a un certo punto sostituisce tanto. Cioè, il totalitarismo non è la dittatura della destra internazionale, c'è scritto sullo Stato, ma è esattamente il contrario. Dice anche il Partito Nazionale Fascista ha ridotto l'organizzazione di massa di più che l'opera valida, che l'organizzazione del buon lavoro, eccetera. E ovviamente all'approfondire poi facendo analisi, incrociando anche ruoli personali, abbastanza fuori. Non sono italiano, ma più volte citato Piseni, l'uomo degli agrari, grandi industriali, eccetera, viene fatto fuori subito da prefetto, ma per un motivo molto semplice, perché essendo proveniente da vecchia sinistra radicale socialista, lui fa fare un particolare vescovo in un momento in cui la Trinità per prescindere i livelli e arrivare finalmente alla cosa della Chiesa Cattolica, e a questo punto può essere anche quello che si vuole, esponente dei ceti dirigenti e del moderatismo infiltrato nel fascismo, ma lo cazzo immediatamente. Mentre Testa, uno squadrista, si inserisce bene nel sistema e da quel punto di vista è il quadro per tutta la sintesi di politiche. Vabbè, questo come prima roba. Alla fine chi comanda il fascismo locale? I carabinieri. I giudizi danno loro, le pagelle danno loro e in linea di massima scelgono loro. Dall'altra parte sì, è evidente quello che è una grandissima confusione, e si può dire che la famosa battuta ma erano tutti fascisti. No, basta leggersi per parole in comune e la battuta viene restituita senza fondamento. Le questioni sono altre, deve scritto bene. Io in questo punto di archivio ci avevo anche messo brevemente il naso, quindi faccio una postilla sull'interpretazione, continuo a dire, mi stupisce sempre Moreno il suo vero marxismo strutturalista, no? Lui è il marxismo, un'analisi socio-economica sempre strutturale. Io mi sono analisi così culturali, proprio in alcuni casi i paesi montani, ci sono alcuni paesi che sono delle roccaforti alternative. Io ho studiato quelle socialiste, forse c'è sicuramente più di qualcuna cattolica. E questi dipendono da un fattore che è eversivo della situazione degli equilibri, cioè sono le situazioni dove l'immigrazione temporanea si trasforma in organizzazione di classe.
impostata soprattutto in Germania, datasi in campo il tedesco e che poi è riscodellata qua. Però probabilmente non sono i comuni che sono, se c'è il caso di darci, che è una cosa particolare. Pinzano dovevo farlo io, ma tempi tirano. Quindi non sono casi, per esempio il caso di Aviano, che è un caso dove la condizione degli migranti è molto strutturale e quando emerge 12-13 cambia tutto. Ecco, probabilmente ci sono grossi comuni carnici nel saggio che ho fatto sulla carne, è assolutamente evidente che nel regime totalitario di Mazzo, nel 1934, ci sono funerali di anarchico e perfino le autorità fasciste partecipano a un corteo con bandiera rossa nelle milizie fasciste, canti anarchici, eccetera. Quindi, allora, su questo però ci sono alcuni casi invece che studiare, secondo me sono interessanti e che corrispondono un po' a quei due casi che avevo visto io con tutt'altri interessi. Il mio interesse era gli amministratori socialisti del 2022, come arrivano come passano la lunga notte del ventennio di Maria Paglia 45. Io ho trovato una roba interessante a proposito del ruolo dei debederi e dei tedeschi. Ho trovato un caso tipo Fontana Fredda che può dare un'interpretazione cosa. Cioè, questi a un certo punto i tedeschi gli dicono a debederi che sei funzionario di prefettura che fa il commissario a Fontana Fredda, tu te lo porti via perché qui dovete capire che c'è l'ozza. Quindi alle politiche sa, non c'entra niente, quello è un tuo funzionario, te lo riporti. È una conclusione paradossale. Porto i carabinieri e tutto, non può stare l'ex sindaco socialista dichiarando che lui è sempre rimasto tale, ma non c'è nessun altro capace di leggere, scrivere, amministrare quel comune. Quindi ha acquisito che quello sta dall'altra parte o lui non nessuno. Per una ragione politica. Cioè i tedeschi dicono il funzionario di prefettura no, perché qui siamo noi e voi al massimo prendete i vostri ordini. Quindi probabilmente una spiegazione del suo ruolo è che i tedeschi ormai usano le prefetture perché non saprebbero cos'altro usare, ma come uffici burocratici in realtà cominciano a si esercita per 20 mesi a fare questo tipo di rendere in mano al territorio. Ecco, la roba che mi interessava dal punto di vista culturale sono due casi che troviamo, ovvero sia Barcis e Magnifico. Perché? Perché Barcis, malattia, nonostante i loro rapporti, è stato socialista dall'inizio del secolo fino a quando ci sono le carte, neanche la famiglia Malattia lo ammette facilmente, figuriamoci quelli che fanno. Malattia era convintamente ed esplicitamente socialista, metteva i soldi, che si vede sulla pubblicità della ditta della libreria di Malattia, nei numeri del lavoratore friulano a 20 anni. Poi però lui fa cadere le giunte socialiste del 20 ed è la prima che cade insieme con Fontana. Fontana Fredda è una storia a parte che riguarda qui, tutta la storia. Cade perché Malattia fa parte di quell'ala della sinistra patriottica, gli altri consiglieri sono socialisti, operai, internazionalisti. Io no, io sono patriota. E quindi la giunta fa saltare. Insomma, la Lega qui paesi dove non c'era la sezione del partito, non c'era la microstruttura sindacale, gli toglie la fiducia. E il caso è molto parallelo a quello di Maniaco, dove c'è il vice sindaco repubblicano che poi diventa anche per il Trento in buona parte podestà. Però questo si dichiara repubblicano e scrive una cosa che è fantastica, quello che trova Salomondo nelle sue prolifere anonime, dove dice sono stato rappresentante delle elezioni comunali e nel mezzo. Perché in realtà quello non è scritto quello che socialista, è detto come giunta di combattenti. E nel 1920 non succede solo a Maniero, ci sono liste di combattenti che sono in gran parte repubblicani, che sono in gran parte ancora in quei momenti, prima, non da troppo, sono ancora iscritti al fascismo. C'è il caso di Fratelli Bergamo a Treviso.
che poi organizzano una delle più grandi battaglie contro i fascisti, ma che in quei mesi venivano citati hanno una doppia militanza repubblicana, fascista e ovviamente combattentistica. Questi sono di sinistra, con l'aggiunta dei socialisti, i socialisti si rinviano e lasciano i repubblicani in piedi in comune finché è possibile. No? Allora si vede proprio uno spostamento che nasce dalle vicende della guerra, dove si divide chi è nazionalista e combattentista da chi è pacifista e contro la guerra. E questo lo si vede in questo tipo di passaggio, che non è quello di chi cambia la giacchetta, eccetera, c'è proprio un cambiamento culturale che cambia la roba. E non a caso l'uomo prende il fascista. È un rapporto non con le vicine, perché si è mangiato, quindi un buon operaio, ma è un rapporto con gli operai del paese che lo appoggiano. E tutto ciò è estremamente interessante. È chiaro che non si possono arrivare a conclusioni basate sulla falsariga. Però secondo me questa cosa espansa, eccetera, ci può dire un sacco di cose sulla nostra vera storia. Chi la pianta frotola perché la recludono di... Qualcun altro, qualcosa, qualche richiesta? Vi invitiamo a scaricarlo questo volume, che si trovano dentro anche delle cose molto gustose. Come dicevo prima, quando abbiamo iniziato, quando abbiamo pensato la prima volta a questa cosa, non ci siamo resi conto del fatto che ci fossero comunque sì, però comunque pensavamo che il processore viene fuori questa messa di informazioni. In quelle 140 pagine ci sono un'enormità di spunti per nuove ricerche da fare. Questo secondo me è una delle cose importanti del lavoro che hai fatto tu, Stefano, perché se ci sono delle persone che vogliono di continuare, hanno una descrizione di come funziona l'archivio e hanno una descrizione, quella che hai fatto tu qui oggi con queste slide, del potere, ma hanno la possibilità di incrociare questi dati trasversali. Chiuderei qui, se non sono niente da dire. Ringrazio Francesco Micheli per essere venuto a trovarci per esempio. Qui è bello avere nuovamente la presenza, è bello avere nuovamente la gente sul posto. Noi siamo stati abituati per molto tempo ad essere un blog di storici e quindi assolutamente virtuali, e quindi rivedere quelle persone dopo dopo il Covid e via dicendo, fa sempre un gran piacere. Grazie Stefano per questa ricerca, che c'è da sperare che tu continui a portare avanti, anche perché così Emanuela sta tranquilla a casa, e perché utilizzi bene il tuo tempo per portare il materiale gratis per tutti, utilizzi e materiali che possono servire per ricerche, per tesi di laurea. Sarai secondo me scoppiazzato tantissimo in questo periodo qui. Gran parte dei tuoi testi mi sa che finiranno in ricerche fatte da studenti a vari livelli. Grazie a tutti che siete venuti qui.